guarnigione avanti! Uno qui, scattare! Dietro! Uno qui, alzare le ginocchia! Guarnigione! Fermi immobili! Il primo che si muove finisce in cella! Allineati! State in riga per Bacco! Allineati e coperti! Voglio vedere un uomo solo! Non sono di così. Silenzio! Riposo! Attenti! In fila per uno avanti! Qui! Fermi la sinistra! Qui! Dietro! Qui! Fermi la destra! Guarnigione! Dietro! Piano! Ispezione alle armi! Ma è pieno di polvere, per Giove! Ma cosa fai, incosciente? Ho tolto la polvere. Ma è questo il modo di tenere le armi? Un fucile senza polvere non spara, l'avete detto voi? Silenzio! Siete solo dei deficienti! Ma vi rendete conto che c'è una guerra in atto? Quelli del nord tentano di opprimerci con il peso della loro organizzazione industriale. Ma noi del sud, che cosa abbiamo? Sole, pizza, amore, tenimmo sole, pizza, amore, tenimmo sole, pizza, amore, tenimmo sole. Silenzio! Sole, pizza, amore, tenimmo sole, pizza, amore, tenimmo sole, Silenzio! pizza, amore. Pronti per la cerimonia della Maina Bandiera! Guarnigione, attenti! Come mai il trombettiere non è al suo posto? Oh, già, scusate, sergente. Tromba! Guarnigione presentato! A Maina Bandiera! Tromba! Presentato! Tromba! 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 Eccolo là, il vecchio forte Jackson. Mio padre me ne aveva parlato tante volte. Quando ero ragazzo me lo sognavo tutte le notti. Sì, però adesso tieni gli occhi bene aperti. Questa dinamite può far saltare in aria un intero villaggio. Un peccato, però. Tra pochi istanti il vecchio forte non esisterà più. Che ci vuoi fare? La ferrovia ha le sue esigenze. Non fu da Forte Jackson che partì il 6° Cavalleggeri per la battaglia di Gettysburg. Esattamente 8 anni fa. E furono tutti massacrati. Da allora il forte è abbandonato. Guarnigione, attenti! Va bene per oggi tutti in libertà, rompete le righe, march! Soldato Ringo a rapporto. Non ci siamo, ragazzi. Qui non c'è niente che funzioni. Chi era di turno oggi alla pulizia dei servizi igienici? Il soldato Ringo. Non è un buon soldato. Perché i servizi igienici fanno schifo. E chi era di turno alle camerate? Il soldato Ringo. Ah sì, bene, cioè male, malissimo. Perché anche le camerate fanno schifo. E chi era di turno all'armata? Il soldato Ringo. Lo sospettavo, perché anche il cortile è uno schifo, qui tutto fa schifo. Ora dico io, in queste condizioni un sergente che cosa può fare? Schifo. Appunto. Ecco. Cosa? Ha l'obbligo di far rispettare i regolamenti, perché quando tornerà il 7° Cavalleggeri da Gettysburg deve trovare tutti in ordine, capito? Ma chi torna? Basta, mi sono stufato. Da 8 anni qua dentro siamo soltanto voi ed io. Ed avete pure il coraggio di chiedere chi di turno è Ramazzo oggi, chi di turno è Cessi oggi. Oh! Ma chi volete sfottere? Non ti permetto! E me lo permetto da solo! Almeno si mangiasse bene, dice uno, mangia bene. Il rancio è poco, quel poco stesso fa schifo. La come si chiama? La posta non arriva mai, della paga neppure l'ombra. Sapete che vi dico, sergente? Io me la batto! Cosa? Ma sei impazzito? Nessuno si muova! La guarnigione fa quello che dico io! Quello che fa la guarnigione a me non interessa, io me la batto! Se te la batti, ti dichiaro disertore e ti faccio fucilare dal plotone di esecuzione. Va bene, chiamate il plotone d'esecuzione e fatemi fucilare. Oh, ti accontento subito. Mettiti contro il muro. Oh. Girati!
I disertori come te vanno fucilati alla schiena. Non vorrei mancarvi di rispetto. Ti ordino di girarti. Va bene, però facciamo una cosa alla svelta. Oh, c'ho da fare. Questo è proprio fissato con la fucilazione, sa. Plotone di esecuzione, attenti! Punta! Ma che? Ah, non te l'aspettavi, eh? Ricordati che non esistono soldati senza fucili, ma esistono fucili senza soldati. Non hai paura, disertore? Non tremi? Non tremo perché sono un eroe del sud. E anche perché non ci sono munizioni. Fermo! Tieni, soldato. Ti ordino di tirare la corda. Se tiro la corda non è un'esecuzione, ma un suicidio. Silenzio! Sì. Obbedisci agli ordini. Prendi. Ai! Vi ho fatto male? Plotone d'esecuzione! Fuoco! Posso? Fuoco! Io? Ma che c'è? Ringo! Ringo, cos'è successo? Vigliacco. Avevate nascosto le munizioni, eh? No, ti giuro, non avevo nascosto niente. Adesso resterete solo, come un cane, vedovo. No, no, Ringo, non mi lasciare. Non mi lasciare, no, no, no. Veramente io non mi sento molto male. Sei ferito. No, dico, non mi sento molto male. Allora non sei ferito. Forse no. Ma allora cos'è stato? La paura. Perdono, sergente, perdono. Su. Ma io ho sentito sparare. Pure io. Ah, ecco che cos'è stato. Sapevo che c'era una cosa. È il botto che mi ha colpito. Ah già, c'è stato un botto. Sì. Quando hai tirato la corda, vero? Sì. Senti, proviamo a ritirare la corda. Sì. Ecco. Un momento, dov'è? Ecco qua la corda. Aspettate. Su, tira. E tirate prima voi. No, non fare complimenti. No, dopo di voi. No, prego. Prego, dopo di voi. Ti ordino di tirare. Sempre io. Ai posti di combattimento! No, posto di combattimento! Qua siamo noi due soli, senza munizioni, qui bisogna scappare! No! Il sud! Il sud se la batte! Soldato Ringo, fermo! Ai cavalli! I fantasmi del passato, i leggendari eroi di Gettysburg. Ringo, 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 Ringo. Ehi voi, dite dov'è il comando? Non lo so, sono arrivato da poco qui a Yazoo City, appena 8 anni. Andiamo. Sergente, guardate là! Avete visto? Che cosa? Quelle due, se non mi sbaglio, sono... come si chiamano? Ragazze, Ah, sì, è vero, e come sono fatte? differenti da noi. Ma non mi viene in mente la differenza. Ehi voi, dov'è il comando militare? A Villa Rosada, appena fuori dal paese. Grazie amico, andiamo, su. Grazie. Pensate al cavallo.
Gettysburg si muore e qua invece si balla. Perciò restiamo qui. Sergente, deve essere il comando, è pieno di militari. benissimo, allora conviene presentarci. Idiota, sono ufficiali nordisti. Nordisti? Ma non dovrebbero esserci, avranno sbagliato indirizzo. Maledizione, avranno occupato il paese. E che facciamo? Mi viene un'idea. Cerchiamo di catturare 2 o 3 ufficiali nemici. Se tutto va bene, ci promuoveranno. E se tutto va male? Promuoveranno loro. Mi raccomando, cercate di intrattenere con la più grande cordialità i nostri ospiti civili. Quando arriverà il generale Russell, il senso di reciproca fratellanza non deve lasciare alcun dubbio. Sì, signore. Finalmente abbiamo l'onore di avere fra noi le sorelle Brown. Molto gentile, colonnello Mardi. Caro Johnson, il tempo dei rancori è finito. Molti interessi ormai ci legano agli ex nemici nordisti. Ferrovia, banche, commerci. Ma, signor Sindaco, cosa dobbiamo fare? Fraternizzare e mischiarvi fra loro in una perfetta comunione di spiriti. E non comportarsi come le sorelle Carolina e Virginia Brown. Traditore. Venduta. Che agiscono come se la guerra non fosse ancora finita. Che piacere. Sì, scusate. Non lo sapevo. Per prima cosa li disarmiamo. E buttiamo tutto dalla finestra. Ecco qua. Che bella sciabola. Ecco. Mio marito è a Boston, ma tornerà martedì. Adesso dobbiamo cercare di metterli fuori combattimento. Ma come? Ho un'idea. Tu ti travesti da civile sudista e io da ufficiale nordista. Da civile sudista. Così potremo circolare liberamente. Il braccio, il sotto. Il braccio. Dobbiamo aizzare gli uni contro gli altri. In questo modo ci sarà più facile catturare qualche ufficiale nemico, perché questo è il nostro fine. Questa è la nostra fine. Lei è gentile. In verità io ho sempre ammirato il Nord. Calmo, c'è il cameriere. Avete ordinato? Certo, cretino. No, grazie. Come le dicevo, maggiore. Sì, Non si ricorda. Ci incontrammo in una festa come qui. questa, il colletto. Sì, il colletto, le piace il colletto. Si vede la divisa. Non deve. Io amo, piacere. Siediti, lì. Amo sempre le donne, tutto quello che fa. In certo senso piacevole. Che freddo. Questo. Capitano, Io? è arrivato da poco? Ora lo raggiunsi. Perché non si accomoda qui con noi? Io lì, senz'altro. Che succede, capitano? Si sente male, eh? Su! No. Qualche cretino, qualche deficiente, qualche rimbambito che si diverte a fare degli scherzi. Ma no, ma che diamine! Non deve arrabbiarsi, caro capitano. Siamo qui per conoscerci e fraternizzare. Sì. Propongo anzi di fare un brindisi per suggellare la nostra amicizia. Imbecille. Non brinderò né al nord né al sud, ma brinderemo solo all'America degli americani.
Non è successo niente, non è successo niente. Siamo qui per fraternizzare. Lei crede, dottore? Senz'altro sciallo. Allora che cosa mi consiglia di fare? Riposo. Io ho sempre avuto un debole per gli ufficiali. Permette? Prego. Lo sa che lei mi piace molto? Cos'è, fa la ritrosa? Potrei anche avere delle intenzioni serie, sa? Ma noi ci siamo appena conosciuti. Io non so niente di lei. Sono pronto a mettere a nudo la mia personalità. Oh, lei corre troppo. Ancora non ha parlato con mio padre. Ma se solo per questo. Cos'è? Non risponde? Non dice niente? Ammutolito, eh? Lo immaginavo. Ma che cosa stai facendo? Ringo! Vi giuro, signorina, che le mie intenzioni sono serie. Zitto! Ma ti pare questo il momento di stare dietro le donne? E voi che vi mettete dietro ai divani? Sospetto, dobbiamo salire dalla festa. Mi avete fatto male, ai! Sono rosse. E gli elefanti? Ah, gli elefanti sono grigi. Oh, molto divertente. Ne so tante di queste storielline. Me le ha insegnate un irlandese all'Accademia di West Point. Era un simpaticone. Si chiamava O'Hara. Vuole che le racconti un'altra storiellina? No! Attenzione, i sudisti cercano di provocarci, ma restiamo calmi. Scusi, capitano, il mantello. Ah, ce l'ho, grazie. Conosco il generale Martin da più di 20 anni. Me lo ricordo quando ero ufficiale. Capisci, papà? Diceva di avere intenzioni serie, di voler mettere a nudo la sua personalità. Però appena gli ho chiesto di parlare con te, si è ammutolito. Non ha detto più una parola. Io allora l'ho piantato là. Ma avevo capito subito che tipo era. Un farfallone come tanti. Ma cara, forse stai esagerando. No, ti assicuro che è la verità. Anzi, sai che ti dico, papà? Preferirei andare via per non incontrarlo più, quel mascalzone. Ai, il mio callo! Oh no, non è niente, papà. Domani cambia il tempo. Vogliamo andare? Oh, la mia gonna! Oh! Stanno succedendo strane cose. I nordisti vogliono sfotterci, ma restiamo calmi. Soprabito, signore. Oh, certo, bella guardarobiera. Cappello. Magnifico, fantastico. Ringo! Ora non posso, ragazze, tornerò più tardi, Vieni qua! Ma cosa fai? Vieni qua! Subito! Muoviti! Vieni qua! Che c'è? Disgraziato! Ma cosa fate? Avevo trovato 2 ragazze. Sembra che gli uomini qui siano piuttosto bruttini. Mi hanno trovato meraviglioso. Ma sei impazzito? Puoi mandare a monte il piano. Sergente Gringo, è monte o è piano? Hai la divisa sudista.
Non me ne sono accorto. La guardarobiera mi ha chiesto il cappotto e io gliel'ho dato. Non me ne sono accorto. Ho capito, adesso vieni su, ho preparato tutto. Sì. Colla, corda, chiodi, fucili, vieni. Senz'altro, capitano. Il suo giornale è veramente imparziale. Grazie. Mio marito lo dice sempre. Non vedo io. Che succede? Dobbiamo andare, Jonathan. Sì, mamma. Che porti via la sedia. È tabacco della Virginia, veramente buono. Lei che ne pensa? Sono della stessa opinione. Per me è il migliore del mondo. È vero. Ha un aroma squisito. Cosa succede? Non è niente! Non è niente! Fraternità! Molta fraternità! Fermi, signori, fermi! Un po' di calma, signori! Sta per arrivare il generale! Calma! Insomma, volete che faccia intervenire i soldati? Calma, calma! Fermi, signori! Fermi! Oh, che succede? Fermi, un po' di calma! Ma insomma! Ma signori, un po' di calma! Fraternità! Basta! Basta, signori! Basta! Signori! Signori! Oh, generale! Fermi tutti! Fermi tutti! Documenti! Cioè, che nessuno si muova! Quello si è mosso! E vabbè. Soprassediamo. Siete circondati e tenuti sotto mira da tutte le finestre. E chi non ci crede può andare a controllare. Avete visto? Con l'esercito sudista non si scherza. Sono il generale Russell! Tiratemi giù! Ah, subito, generale. Vogliamo fargli vedere come taglia la corda un sergente sudista? Vogliamo anche fargli vedere come la taglia un soldato perché io qui da solo non ci rimango? Ma cosa hai capito, cretino? Dicevo, come taglio la corda con un solo colpo di pistola. Vogliamo farglielo vedere? Vogliamo farglielo vedere? E facciamoglielo vedere. Non gliel'abbiamo fatto vedere. L'ho fatto apposta. È vero. Perché così? Fatemi scendere! Perché così, con quella fune, Non ne posso più! legherai tutti gli ufficiali superiori. Vedo? E che nessuno faccia obiezioni. Lo dovete solo tenere. Ah, sì. Fatemi scendere! Presto, Carolina. Quei due sono davvero coraggiosi. Sicuramente sono due ribelli del generale Quentin. Andiamo. Attento. Ecco fatto. Il carro è pronto? Sta lì fuori. Benissimo, con questo sistema potremo attraversare il villaggio senza dare nell'occhio. Prendi, su. Non pesa mica tanto. L'ho sempre detto che questi nordisti sono dei palloni gonfiati. Che nessuno si muova. Virginia. Che c'è, Carolina? Stanno arrivando quei due eroici soldati. Sono gli unici che non hanno dimenticato. Gli unici fra tanti traditori. Che il cielo li protegga e dia loro la forza di sollevare il Sud contro gli odiati invasori. Fermatevi! Senti che faccia tosta. Sono chiusi nella cassa e fanno i gradati. Noi ci fermiamo quando ci pare e piace. Fermatevi o siete morti! Che c'è? Arrestateli! Scendete, Ma presto! non stavano dentro la cassa. Presto, detto! Ma come avete fatto a uscire? Ma che fate? Io vi ammazzo tutti! Poche storie, andiamo! Li hanno presi. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Già, ma cosa? La bomba. Ti ricordi cosa ci disse papà? Di usarla solo in caso disperato. Beh, questo è il momento. Giù le zappe! Al muro! Porchi Fucilateli! nostri!
Tradimento! Sono fuggiti! Non possono essere lontani! $1000 a chi me li riporta? Voi di là! Frugate tutto il paese! dall'altra parte! Bloccate tutte le strade, Tutte le presto! case! La testa! Ma che è successo? Ma dove siamo? Siete al sicuro, tra gente amica. Tra gente amica, meno male. Però voi due da soli, come pensavate di farcela? Chiunque si batte per il Sud avrebbe tentato. Che coraggio, ragazzi. Papà sarebbe stato fiero di conoscermi. Per noi queste sono cose d'ordinaria amministrazione. Vi battete per il Sud? Certo, siamo con voi. Ora vi indicheremo un posto sicuro dove nascondervi. Ah, bene, e dov'è questo posto? Vi accompagneremo noi. Aspettateci un minuto, andiamo a cambiarci. Non potremmo cavalcare così. Certo. Simpatiche le sorelline, fa piacere per un soldato in guerra sapere che ci sono delle ragazze disposte ad aiutarlo. Eh sì, veramente molto simpatiche. Con quegli occhi, con quelle gambe, con quel sergente. Come siamo caduti bene. Sei il solito incorreggibile galletto. Possibile che tu non possa mai trovare un po' di spiritualità in una donna? Ma che spiritualità? Guarda che roba. Questa deve essere la Carolina. La Carolina del Sud. Il Sud della Carolina. Sergente, per piacere, prima parlate di spiritualità e poi volete guardare. Sergente. Beh, il Sud sta sempre a Sud, non è vero? Non è che si sia mosso. Le case! Dobbiamo trovare... Presto, andate di sopra, nascondetevi sotto il letto, presto! E non muovete, ma di sopra, su, presto! Presto, su, sotto il letto, andiamo. Dopo di voi, Grazie. Su. Qui non ci sono. Devo trovarli, quei maledetti. Cercate da quella parte. Eccola, è questa, presto. Un letto vero! Che bello! Spegnete la luce per piacere. Ma cosa fai? Su, muoviti! Sotto il letto! Nascondiamoci sotto il letto, su! Però sono state carine le sorelle Brown a farci nascondere sotto il loro letto. Meglio sopra con le sorelle Brown. Ci vuole il tuo coraggio in un momento simile per pensare a certe cose. Eh già, certe cose non bisogna mica pensarle. Bisogna farle. Aprite! Aprite! Che succede? Cerchiamo 2 ribelli sudisti. Qui non ci sono, entrate pure. Avanti. Dovremmo restare ancora molto qui sotto. E vorresti muoverti? Qui siamo al sicuro. Io ne ho già abbastanza. Ti ordino di restare. Non riusciremo a trovare un nascondiglio migliore. Credi che non piacerebbe anche al tuo sergente uscire fuori e affrontare il nemico a viso aperto? Porca miseria, ogni volta che scoppia una guerra bisogna nascondersi. Che c'è? Sergente, sergente, Stai calmo! Stai calmo, non aver paura! Non balbettare, tanto siamo al coperto. Siamo al coperto. Eravamo al coperto. Alzatevi. Alzatevi, ho detto. Sì, subito. Venite con noi. Sì, con Per voi è finito. Scusi, non l'avevo visto. Congratulazioni. Avete ben meritato i $1000 di premio. E pensare che qualche volta abbiamo dubitato di voi. Io no, non ho mai dubitato. Consegnate loro il premio a maggior Con ragione. piacere. Ecco qua. Grazie. Siamo stati venduti. Per un pugno di dollari. Ultimo desiderio? Una manciata del cotone della mia adorata terra del Sud. Per tenerlo stretto al cuore? No, per metterla negli orecchi. Gli spari mi danno fastidio. A lei no. Ma come fai a essere così tranquillo? Questi ci fucilano. Ma io ormai ho una certa esperienza. Sono stato fucilato 12 volte da voi. Questa è la 13ª, il 13 mi porta fortuna. Ma questa volta non sono io, sono loro. Sergente, ma le munizioni sono finite. Le nostre erano finite, questi ne hanno a quintali. Ah sì, ce n'hanno. Già. Bene, così sentiamo anche il botto. Prego. Che? No, non voglio morire!
No, non voglio morire. Io sono giovane, bello, piaccio. Io piaccio. Diteli anche voi che piaccio. Io piaccio. Basta! No, Proceda immediatamente. Bendateli. Devo bendarmi. Non vogliamo essere bendati, Cosa? non siamo dei traditori. Siamo soltanto dei paurosi. Poche storie. Su, come? Andiamo. Avanti, su. Tante cose. Oh, sergente, vi prego, lasciatemi morire fra le vostre braccia. La morte mi sembrerà meno atroce. Cosa fai? No, mettiti tu di qua, guarda, ecco così. No, sergente, fatemi contento. No. Guarda, è così, è molto meglio. Ecco, così. È meglio come prima, così ecco. No. Basta! Plotone, attenti! Riposo! Attenti! Riposo! Riposo! Attenti! Plotone, punta! Che succede? La paglia? Niente! Fuoco! 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 Cessate il fuoco! Perché consumare tante munizioni quando basta un fiammifero per giustiziare questi due traditori? Capitano, procedete! Agli ordini, colonnello. Vi arrostiremo come due polli. Vai con loro, ci vediamo all'uscita del passaggio segreto. Potete uscire. Bisogna stare attenti. Ora che facciamo? Forse è meglio riportarli a casa. Su, è pericoloso muoviti. rimanere qui. Se ci Maledetti scoprono, è nordisti, finita pur di per noi. ucciderci, sono stati capaci di bruciare anche la paglia. In compenso noi abbiamo bruciato il paglione. Andiamo. Su, presto. Vieni. Ecco cos'è rimasto di quei due traditori. Un paio di polli arrosto. Ma c'è una botola. Dove? Sono fuggiti di qua. Maledizione! Inseguiteli! Ma non capite? Ora nessuno potrà più dire che parteggiamo per il sud. E abbiamo incassato $1000 che saranno utilissimi per il futuro. Tutto per il meglio. Sì, dico, ma se il trucco non funzionava? Tutto per il peggio. Beh, allora che facciamo? Dividiamo? Dividere. Questo denaro è dedicato alla causa del sud. Organizzeremo una guerriglia. Non possiamo combattere i nordisti solo noi 4. Lo spero bene, ci sarà anche l'esercito. Appunto. E noi dobbiamo raccogliere i dollari necessari per equipaggiarlo. Ah, perché dobbiamo pure pagarli. Io sono 8 anni che non prendo la paga. Zitto. Adesso scappate. Ma non potrei restare qui. Vicino a voi io mi sento più sicuro. Presto, prima che scoprano il nostro trucco. Andiamo. Ci vedremo alla missione abbandonata di Garden City, dopo il grande fiume. Va bene. Lascia la bottiglia. Per i cavalli. Ah, non Su, perdete andiamo, tempo. Quei due sono proprio in gamba. Per loro è come se la guerra non fosse ancora finita. Questi sono i veri uomini del sud. Sono loro. Andiamo! Su, presto, alla vecchia miniera. Via! Alla vecchia miniera. Quelli sono i loro cavalli. Torniamo indietro. A terra!
Tirati di là. Seguitemi. Su. Ci siamo. Qui staremo tranquilli. Ogni volta che dite così, succedono sempre guai. Qui non ci troverà nessuno. Qui non ci troverà nessuno. Voi e le vostre idee, siamo in trappola. Traditori! Non avete scampo! Vi consigliamo di arrendervi! Non mi sembra un cattivo consiglio. Zitto, vigliacco, finché staremo qua dentro non potranno prenderci. Ma ci prenderanno subito per fame. E perché subito? Io c'ho già appetito. Ho un'idea. Qual è il nome più comune tra i nordisti? Fra i nordisti? John. Bene, dammi il fucile. Ehi, John! Sono qua! Magnifico, adesso fate provare a me. Ehi, John! Che c'è? Stupidi, non capite che è un trucco? Anch'io mi chiamo John, ma non gli ho dato ascolto. Anzi, proviamo anche noi. Qual è il nome più comune nel sud? Ci sono molti Ringo. Bene, state attenti. Ehi, Ringo! Oh. Sei tu, John? Sì, sono io! Bene, bene, il trucco funziona. Spara ancora. Sì. Non ci sono più munizioni. Maledizione, bisogna scappare. Già. Ci sarà pure un'altra uscita. E se non scappiamo ci ammazzano. Ecco, di qua, vieni. Mannaggia a casa. Cielo, com'è pesante. Ma che cos'ha quest'acqua? Sembra piombo. Aiuto! Aiuto! Guarda. Forza. Su. Ma tu guarda dove vanno a finire queste miniere. Presto che quella donna sta chiamando aiuto. Può arrivare qualcuno, su. Il GP. Muoviti. Ci sono dei vestiti là, vieni. Dove? Su, Specto. Il territorio pullula di nordisti. Travestiti da donna, su. No, da donna no. Questo è abuso d'autorità. Ma non dobbiamo essere riconosciuti. E io invece voglio essere riconosciuto. Vestiti da donna. No. Ti dico di sì. No. Te lo ordino. Da donna no. No. Da donna no. Mai. Avanti, su, muoviti. Attento, sta arrivando qualcuno. Mettiti a posto, su, lascia andare la gonna, mettiti bene vestito. Cerca di essere un po' femminile, un po' carina, no? Su, ancheggia. Dai, metti a posto. Ancheggia, così, ecco. Prendi questo. Dammi il braccio. Con questo che fai? L'altra mano. Su, fai la pezzosa. C'è qualcuno, pastore? Salve, amici. Ci si sono azzoppati i cavalli e... Benvenuti, fratelli. Benvenuti. Salve. Vergogna. Ci siamo già incontrati? No? E come fate a sapere che siamo fratelli? Per noi mormoni, tutti gli uomini sono fratelli. Questo è tuo fratello Isaia e queste sono le sue mogli. Sull'altro carro c'è tuo fratello Ezechiele con... Le nostre cognate. No, con le sue mogli. Ma non siamo tutti fratelli? Fratelli nel Signore. Oh. Anche voi siete sposato? No, io sono il pastore personale dei fratelli Isaia ed Ezechiele. Come sapete, un mormone può avere quante mogli desidera. Mi porto dietro il pastore qualora ci fosse da celebrare qualche matrimonio strada facendo. Fai la carina, cerca di piacerli, così. Andate lontano? Oltre il grande fiume.
Ah, sia ringraziato il cielo. Mia sorella ed io ci siamo smarriti nella prateria e possiamo unirci a voi? Siate i benvenuti, la mia carovana è la vostra. Grazie, fratello. E vostra sorella è già sposata? No, è celide. Come celide? Ah, volevo dire nubile. È ancora un bocciuolo. Chissà che durante il viaggio questo bocciuolo non si schiuda all'amore. Chissà. Potete montare sul secondo carro. Sta calando la sera e tra poco ci accamperemo. In marcia! Grazie. La preghiera dell'anima ascoltate, la preghiera d'un giglio canterino, nella notte fratelli regate. Canta bene tua sorella. E tu sai cantare? Oh, io no. Se qua lassù nel ciel, se mio angel custode mi guarda, ora resterò come un fiore di bianco vestito. Viva la castità! Grazie. Chiamarvi un usignuolo è dir poco, voi siete un angelo. Siete molto gentile, grazie tante, No, fratello. sono solo innamorato. Ditemi, volete impalmarmi? Lo farei volentieri, ma mi manca la palma. No, non scherzate, sorella. Volete sposarmi? Il pastore è pronto, il carro è pronto e io sono pronto. Si dia il caso che non sia pronta io. Devo riflettere, sono così emozionata. Giusto, sorella. Stanotte riflettete e domattina mi direte che cosa avete deciso. Ecco, bravo. E adesso, fratello, cosa facciamo? Dopo il ringraziamento, il riposo. Andiamo tutti a dormire. Sì, e dove? Ci sono i carri? Ah, benissimo, dormiremo tutti nei carri, anche le vostre mogli, vero? Sì, le mogli dentro i carri e noi sotto. Come sotto? Questa è la regola. Gli uomini sotto e le donne sopra. Allora io posso andare a dormire. Come no? Dovete riposare. Domani mattina voglio vedervi ancora più bella. Ma come mia sorella dovrebbe dormire con le vostre mogli? Ma certo, questa è la regola, fratellino caro. Buonanotte, Isaia. Buonanotte, raggio di luna. Buonanotte. Su, andate sotto voi. No, io volevo salutare un momento mia sorella. Dovete andare sotto. ragazzi. Le donne sopra. Avanti, su. Tutte a dormire, tutte a dormire. Certo, così stretti fa molto caldo. È vero, facciamo una bella cosa. Perché non ci togliamo i vestiti? Oh no, poi rimaniamo nudi. Ma che ti importa? Tanto siamo fra donne. Già, e chi comincia? Io per ultima. Prima vi spoglio tutte. Continua da sola. Ma quanti bottoni avete? Non finiscono mai. Ma dove metti quella mano? Ma devo sbottonare, no? Oh, come pudica nostra cognata. Scusa cara, mi slacci il bustino? Aspettavo solo che me lo chiedessi. Oh, ma quanti peli che hai sulle braccia. È vero, ma sai come dicono nel Texas? No. Donna pelosa, donna voluttuosa. Ora tocca a te. No, io non ancora, non mi sento pronta. Ho tanto freddo. Dopo. E tuo fratello ha un temperamento ardente come il tuo? Ma che? È un flaccidone. Pensate che non ha mai avvicinato una donna. Oh, strano. È tutta la sera che ci corteggia. E poi un uomo è sempre un uomo. Ah sì? Allora ho una bella sorpresa per voi. Mascalzone traditore. È così che rispetti la nostra ospitalità. Viavi le nostre mogli e serpente velenoso. Scusate, fratelli. Te lo do io il fratello satiro schifoso. Le nostre maledizioni
ricadono sul mio... Le maledizioni si malachitarrano. E allora via, via di qua! E ricordati che se ti vedo ancora intorno al nostro accampamento, ti ammazzo come un verme! Via! Via! Se vi prendo... Buongiorno, raggio di sole. Riposato bene? Non so, non saprei dire. Veramente mi sono agitata molto. Comprendo il vostro stato d'animo. Le nozze sono un passo importante. già. E allora avete riflettuto? Sì, ho riflettuto 5 o 6 volte. E che cosa avete deciso? Per ora niente, bisogna che rifletta ancora un paio di notti. Ma io sono impaziente. Perché farmi languire? L'attesa acuisce il desiderio. Ora lasciate che vada a detergere il mio corpo nelle acque limpide del ruscello. Ne parleremo poi. Che ventaccio! Ciao, ciao. Ciao. Vieni qua. Mascalzone farabutta. Fermo, io non ho fatto niente. Lo so io quello che hai fatto. Ero sotto il carro. Quello che ho fatto non vi riguarda. Ecco. Geloso, Andiamo. Pastore, non passeranno 3 notti e avrò una nuova moglie. Ma cosa fai? Alzati, dobbiamo proseguire. Io non ce la faccio più, non ne posso più. Ho avuto una nottata faticosissima io. Alzati, ho detto, siamo già in ritardo. Ma che cosa pretendete da una signorina? Non sei una signorina, sei un cavalleggero. Appunto, datemi un cavallo e io proseguo. Ma dove lo trovo? Un momento, guarda, c'è una carovana. Oh, meno male, ci daranno un passaggio sul carro. Ma è un'altra carovana di mormoni. Saranno felici di accogliere una sorella stanca e smarrita. Ti piacerebbe, eh? Ma ti sbagli, questa volta tocca a me. La sorella stanca e smarrita la faccio io. Ma come il decoro? Soldato Ringo, spogliati e passami i vestiti. È un ordine. Ma... Sei tornato, viene qualcuno. State giù. È una donna. Una donna. Ragazzi, non ne vedo. Sono State zitti, idioti. Vi ho appena tirati fuori da una lurida galera e voi volete tornarci? C'è anche un uomo. Quello lo facciamo fuori. Salve. 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 Salute a voi, graziosa Tortorella. In che cosa possiamo esservi utili? A me e mio fratello ci sono scappati i cavalli e a piedi in questa noiosa prateria è proprio uno strazio. Guardate il mio trucco, è tutto disfatto. Loro sono mormoni, vero? Come? Mormoni. Ah, sì, certo. E le vostre mogli sono dentro il carro? Sì, naturalmente. Ah, le graziose, voglio proprio conoscerle. Anch'io. Belline, dove siete? Vieni! Aiuto! Ma cosa fai? Oh! Fermi, vi siete impazziti, fermi! È un equivoco, c'è un equivoco, la mischia non è regolare! Gli hanno fatto male? È un uomo! No, cosa fate? No! Fermi! Voi due aprite bene le orecchie. Noi non conosciamo la strada, perciò voi adesso dovete farci da guida. E niente scherzi. Siamo intesi? Guardi che io sono una persona seria. Sì. Lo so. Intanto tu spogliati. Pure io sono una persona seria, non è vero? Silenzio! Io. Su, spogliati. Zitto! Spogliati. Mi spoglio? Dai, che non guardo. Spogliati, bregati! Buona idea. Con loro non avremo problemi. Non ce la faccio più. Su. Coraggio, Ricco. Coraggio, su. Sergente, con un solo bicchiere d'acqua abbiamo fatto 25 chilometri. Lo so. E con questo? Con un litro potremmo fare 100 chilometri.
Una bella media. Sì. Non c'è dubbio, sono gli evasi di Houston. Prepariamogli una degna accoglienza. Con le loro taglie aumenteremo i fondi per la nostra causa. Sergente, non ce la faccio proprio più. Salutatemi il generale lì. E tanti ossequi alla signora. Un'imboscata! Riparatevi! Presto, presto! Oh, sparano! Ai posti di combattimento! E dove sono? A riparo! Cessate il fuoco! Gli evasi sono terminati! Siamo rimasti solo noi dentro gli alberi! Adesso usciamo! Non sparate! Ferme! Ferme! Sono io! Ecco! Guardatemi! I nostri due eroi! Proprio loro ci hanno condotto gli evasi di Houston sotto tiro a rischio della loro vita! Ehi là! Sono un Ringo! Sono Gringo! Non sparate, veniamo! Ecco! Mamma mia, che paura! Eccoci qua. Riscuoteremo una bella taglia, bravi, siete stati meravigliosi. Sì, dico, ma anche voi non scherzate, accidenti come sparate. Per poco non ci ammazzavate. Levatevi questi vestiti da evasi, sono pericolosi. Cosa? Ma noi abbiamo fame, già. sempre, sono 3 giorni che non mangiamo. Andate, noi dobbiamo dove fare i andiamo? compiti, andate. Ci cambieremo Ma dopo, cos'è? adesso dateci da mangiare, abbiamo fame noi. Ma guarda questo. Ma... Io non ci ho capito niente, chiunque arriva da ordini. Ma pure voi, sergente, fatevi rispettare. Vabbè, sono donne. Mannaggia Caster. 5, 6, 7, 8. Ecco, sono 8. A $500 l'uno fa $4.000. Il capo vale il doppio. Beh, allora sono $4.500. Noi andremo a Houston per farci consegnare le taglie. Ci rivedremo a Carson City, dove ci aspetta un affaretto di proporzioni ben più grosse. D'accordo. Non potremmo accompagnarvi, due ragazze Meglio non sole. farci vedere insieme. Sicuramente i nordisti sono sulle nostre tracce. Ma noi gli abbiamo preparato una bella sorpresa. Allontanatevi il più presto possibile da qui. D'accordo su tutto, ci vedremo a Carson City. Va bene. Però sono in gamba le sorelline, eh? Già. Tutte casa e famiglia. Andiamo. Scusate, avete visto 2 tipi sospetti aggirarsi da queste parti? 2 tipi piuttosto alti, dall'aria equivoca. Dove sono? Hanno trovato rifugio nella missione. Erano stanchi morti. Se fate presto li sorprenderete mentre dormono. Benissimo. Al galoppo! Il primo tratto della ferrovia sarebbe stato già in funzione se non ci fossero state queste sommosse sudiste. E io credo che... Il generale! Comodi, signori, comodi. Alla luce degli ultimi avvenimenti appare chiaro che il Sud è di nuovo in fermento. A scaramucce di scarsa importanza ha fatto seguito il grave attentato di ieri. Una nostra pattuglia è stata distrutta alla vecchia missione di Garden City. Leggete questo biglietto trovato sul luogo dell'eccidio. Molti saluti dal vecchio Sud. È evidente che questi ribelli sono organizzati militarmente. Temo che se non bloccheremo subito le loro azioni ci troveremo poi a dover affrontare un vero esercito. Il Sud morde il freno e non si arrende. Ma l'avranno a che fare con noi. Dichiaro lo stato d'allarme. Ordino l'uscita di pattuglie di ricognizione per localizzare il nemico. Sarà fatto, signor generale.
Una pattuglia. Ma che razza di scherzo! Non volevamo correre dei rischi. E ora allegri, abbiamo riscosso le taglie. Oh, finalmente una bella notizia. E quando si comincia a spartire? Ancora i fondi non bastano per la causa. Abbiamo bisogno di dinamite, molta dinamite. Ragazzi, più ne avremo, più ci sarà da divertirsi. Ma non si potrebbe trovare un divertimento più tranquillo, non so, un ballo, una partitina a volte? E ora fate attenzione. Qui in paese abita un traditore sudista. È ricco a milioni. Voi dovete riuscire a introdurvi nella sua casa e impadronirvi di tutto il suo oro. Mamma mia, che freddo che fa qua dentro. Meno male che c'è un po' di legna. Oh, scusatemi, sergente, mi ero dimenticato che c'eravate voi. Siccome fa freddo, scaldatevi un po'. Ma sta freddo. Ma fa freddo. Ma cosa fai? Saluti una sporca bandiera nordista? Beh, veramente pulita, la sporchiamo subito. Su, presto, cerchiamo l'oro. Sì. Ma dove troviamo l'oro? In una cassaforte, no? Sergente Gringo. Che mente. Su, cerca. Sì. Cosa cerchi dietro a un quadruccio? Potrebbe esserci una cassafortuccia. Sergente, non badiamo alle apparenze. Ah, il mappamondo! No, l'ho visto prima io. Cosa succede adesso? Mi ricorda mia madre. Non c'è tempo per i sentimentalismi. Bisogna trovare la cassaforte. Anche nel dolore? Sì. Va bene, troviamo la cassaforte. E qui non c'è traccia. Ma dove può essere? Sergente. Quella potrebbe essere una cassaforte. È una cassaforte. Sergente, non ci fidiamo delle apparenze. È una cassaforte. È troppo evidente. Su, bisogna aprirla, al lavoro. Ma cosa fai? Aspetto che aprite la cassaforte, no? Perché credi che non sia capace? Certo, con una chiave sì. E io la chiave me la faccio. Con che cosa? Con l'impronta di cera. Vedi? Io ammorbidisco la cera col calore delle mani. Poi la infilo nella serratura. La cera, che è molle, prende la forma della chiave. E poi? E poi basta. Uno gira e apre. Ecco. Ma c'è un'altra cassaforte. E io faccio un'altra chiave. Veramente non sapevo che eravate così bravo con la cera. Ah, io con la cera faccio tutto. Pensa che da ragazzo stavo per morire di scarlattina. E con la cera sono riuscita a guarire. E come avete fatto? Ho acceso una candela a Sant'Antonio. Ecco. Ecco che si apre. Ancora. Un cofanetto. Ci sarà un diamante. È chiuso anche questo. Non ci sono più candele. Ma per questo basta un cerino. Si è aperto. Chiave della prima cassaforte. Quando si cerca una cosa,
Lo trovi sempre all'ultimo posto dove si guarda. Fai anche lo spiritoso. Che c'è? La gola! Il sigaro! Meglio Tito! Oddio! Su, Rito! Forza, su! Guarda l'uccellino! È peggio! È peggio! Sdraiati! Su, Ringo! Acqua! No, l'acqua, sì, subito! Ecco l'acqua! Ecco qui! Ecco l'acqua, ecco qui! Ecco questo spedice tutto! Ecco fatto! No. Un momento, aspetta, torno subito, aspetta un momento. Eccomi qua. Su. Forza. Come stai? Mi sento tutto sfasato. Vorrai dire stasato. Su, avanti, continuiamo a cercar l'oro. L'oro! Aiuto! Sono loro! Dove sono? Ai posti di pavimento! Il piede! L'oro! Il pavimento! È pieno d'oro! D'oro, sì! Eccolo! Finalmente! L'abbiamo trovato! L'oro! Ce n'è ancora! Su, riempiamoci le tasche! Su! Metti in tasca! È meglio metterlo in tasca o nella cassaforte? In tasca! Sì. Su! Ma c'entrerà tutto! Ma sì! Forza, su! Monete d'oro! Siamo ricchi! Per la causa! Sì! Un po'! La pattuglia. Ecco fatto, l'oro è tutto nelle nostre tasche. Sì. Dall'esterno non è giunto nessun segnale, la via è libera, andiamo. Sergente! Non mi posso muovere le gambe, la paralisi! Aiutatemi, sergente! Ma che paralisi, imbecille, è l'oro! L'oro? Già! È vero! Parti col destro! Avanti! March! Questa stanza non mi è nuova. Per forza è quella di prima. Allora abbiamo fatto la circonvallazione. Sergente, questa casa è stregata, l'oro è maledetto! Ma no, stai calmo, che maledetto! Usciremo da una finestra. Chissà quante anse avrà pure quella. È un po' alto. Arriva qualcuno! Fresca, buttiamoci! Prendete il telone! È fatto di carta. Non era un telone di tela? Era un cartone di carta. I soldati. Che succede? Cosa fate? Non muovetevi, viene la pattuglia. Buoni. Tirateci fuori. Un momento. Ancora un po' di pazienza.
Non ce la facevo più. E il denaro? Il denaro? Il denaro. Ah, il denaro? È tutto fatto. È già al sicuro. Sì, è al sicuro. Portatelo alla capanna sul Monte Tucson. Certo. Noi saremo lì ad aspettarvi. Sì. Ciao. Come faremo ad andare alla capanna sul Tucson senza denari? Quelle ci ammazzano. Ma non ti preoccupare, prima o dopo mi verrà un'idea. Meglio dopo, meglio dopo. Andiamo, diamoci un contegno, su. Sì. Ringo. Guarda qua. Ancora una volta la fortuna ci passa accanto. Non ci rimane che acchiapparla. A noi la fortuna ci ha sempre portato scalogna. Ho un piano. Vieni. 2 birre. Caro Dio. Lascia quella birra, imbecille. Quante volte te lo devo dire che in servizio non si beve? Tieni, cara. Piano con gli abbracci, non esagerare, Stella. Quando mi porterai via da questo sporco paese? Presto, appena qualcuno abboccherà all'amo. Si accorgeranno prima o poi che il mancino non esiste. Quando se ne accorgeranno sarà troppo tardi. Ne avrò già incassato i 5.000 dollari. Speriamo presto. Sta tranquilla, a più tardi. Il mancino ha le ore contate. Ditemi dove, come, quando posso trovarlo. Cosa intendete dire? Voglio dire che io sono l'uomo in possesso dei requisiti necessari per garantirne la cattura. Ma veramente non so se siete il tipo adatto. Tu che ne dici? E chi lo conosce? Già, poi io lo domando a te. Ma a me non sembra niente male. E tu vorresti affidare i nostri soldi al primo venuto? Il primo venuto. Non conoscete il colonnello Latimore? Lo conosco io. Adesso cosa rispondi, Vieto? Cosa? Adesso cosa mi rispondi, vecchio? Un momento. Prendi. Vai. Vado. Alt. Lascia. Dunque sono 3,20 metri. 3 per 2, 6. Ti ucciderò con la pistola tipo A, B, C e D.
Quando finirà la musica, spara, se ne avrai il tempo. Spari bene, ragazzo, eh? Miri sempre al cuore. Ecco qua. Oh, non è morto! Egli è invulnerabile! Paura, paura! Questi ragazzi, ma cosa li insegnano a scuola? Accidenti, che incassatore. Riportaci il mancino a gambe avanti. Venite, vi darò il denaro. C'è qualcun altro che ha dei dubbi? Io. Quel denaro fa gola anche a me. Ma ora vedremo chi di noi altri due è il più idoneo. Ah sì, certo, certo. Ci facciamo fare una bella visitina dal dottore. Pressione, metabolismo, albumina, tutto proprio. Bando alle chiacchiere. E fuori le pistole. È giovanotto e si ricordi della lotta contro i rumori. Va bene, allora per non disturbare nessuno, andiamo fuori. Fuori? No, 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 ma che fuori? No, un momento. Ma io non posso. Devo andare a prendere il mancino. No, non spingete. Paura per caso? No, per carità, non è che io abbia paura, ma non mi sembra il caso. Cominciamo? Un momento. Mi scusi, sa, ma io devo prendere le misure. Non ho voglia di perdere tempo. Ma come? Senza misure? Sa, io sono un tipo piuttosto preciso, mi piace... Misura la tua cassa da morto, colonnello. Sei pronto? Scusate l'interruzione, dove posso trovare la stazione della diligenza? Laggiù. Grazie tante, amico. Buona fortuna. Allora noi due, colonnello. Avanti, vigliacco. Sei pronto? Conto fino a 3. 1. 2. Di già? 3. Questi sono i $5.000. Qui stanno al sicuro. La cassetta è a prova di bomba. Sono certo che ci porterà il mancino. L'ho punto da 18 mesi. Questa volta non mi sfuggirà, sceriffo. Ne sono sicuro. Buona fortuna. Capo, mi sa che questo colonnello e quello con il poncio sono d'accordo. L'hai capito anche te? Ma quelli si portano via i soldi. Per lasciare il paese dovranno valicare il passo dei 420. E noi li aspetteremo lì. Ma il colonnello è invulnerabile. Alle pallottole. Vedremo se lo sarà anche alla dinamite. Ho fatto tutto. Finalmente, ci ho messo 2 ore. Quelli stanno per arrivare. La dinamite è pronta? State tranquillo, sceriffo. Appena metteranno un piede sopra, sentirai che botto. Sentirà chi? Tu? No, voi. Andiamo, prendi i cavalli e legali. Pratica, fate di skin tutti fricendim. Ma cosa dici? Pratica, fate di skin tutti fricendim. Butta via quel sigaro, non si capisce una parola. Pratica, tutti di skin fricendim. Ma allora non era il sigaro. È la paura. Stai calmo. Siete sicuri che riusciremo a passare? Quelli ci aspettano al varco. E tu come lo sai? Ho sentito lo sceriffo ordinare ai suoi uomini di preparare tutto al passo dei 420.
Stai tranquillo, ho già predisposto un altro piano. Ah, lo immaginavo. Lasceremo i cavalli qui. E come andremo via senza cavalli? Prenderemo i loro. I loro? Su, sbrigati, prendi l'asta. L'asta? Sì. Buono. Buono, eh? Dove le avete trovate queste aste? Ad un'asta. Fai come me, seguimi. Seguo. Cosa fai? Presto, ai cavalli. Quali cavalli? I loro. Ah, già. Ti do una mano. Non ho bisogno. Ma sono loro, se ne vanno. Coi $5.000. Cretino, cosa hai fatto? Eppure io la dinamite ce l'ho messa. Si vede come ce l'hai messa. Presto, inseguiamoli prima che sia troppo tardi. E i cavalli? Prendiamo i loro. Sceriffo, ma questo è il punto che ho minato. L'ho visto, cretino. Se sono passati loro, passeremo anche noi. $5.000. Ma non era oro? Ah sì, era oro, ma abbiamo cambiato. Ma perché? Perché? Perché abbiamo cambiato? Perché abbiamo cambiato? No, dico appunto, perché abbiamo cambiato, lo domando io. Ah, perché abbiamo cambiato? Perché col cambio ci si guadagna. Ecco. Ma era necessaria questa mascherata? Non lo so. Era necessaria? Cosa? Questa mascherata. Questa mascherata? Sì, era necessaria, altrimenti Senti. come sfuggivamo ai nordisti che ci inseguivano? Bravo, bravissimo. Sei stato straordinario. Veramente sono bravo. Sei il mio eroe. E tu la donna dell'eroe. Anch'io sono il tuo eroe. Sì, ma bisogna pensare alla causa. Ma alla causa ci penserà l'avvocato. La causa del Sud, nel nome della gloriosa bandiera. Sì, questi maledetti nordisti si accorgeranno chi è il sergente gringo. Caro, e tu non dici niente? Spero solo che non si accorgano chi è il soldato Ringo. Voi distrage, io voglio fare bugiu. Ma cosa stai dicendo? Voi li distraete, io zitto zitto faccio il buco. Ma perché me lo dici così? Per non farci scoprire, voglio fare bugiu. Su, vieni. Permette domanda? Dimmi. Tu viso pallido. Sì? E allora perché non fare cura di costituente? E cosa vuoi? Tu venderai a me barile whisky. Ma è polvere. Bene, e allora tu venderai a me whisky in polvere. No, lasciami in pace. Bugiu, fatto bugiu. Ah. Qui non si può fumare. Butta via quel fiammifero. Certo. Forza ragazzi, alle rovine di Topstone troveremo il carro dell'acqua. Presto, prendi il sonnifero. Ecco. Ma quanto ce ne mettiamo? Tutto.
tutto. Così li ammazziamo. Ma no, dormiranno giusto il tempo che ci occorre. Oh, stanno arrivando. Metti via la borsa. Ragazzi! Venite avanti, ragazzi! Avanti, su! Fate presto! Venite a bere! Venite a bere! Sedatevi tutti! Abbiamo pensato a voi! L'acqua! Siete resenti! Stanchiorti della lunga cavalcata! Bevete! Avanti! Tutti vostri questo non l'ha bevuto, è piccolo, fatelo bere! Avanti! Questo! Ecco, dai anche a questo! Tutti! Nessuno bevuto! Tutti! Assolutamente tutti! Guai se non fare qualcuno! Siamo nominati! Perché? Forza ragazzi! Avanti! Oh, finalmente. Ora dormono tutti, su, prendiamo le divise. Chiudiamo. Su, prendi la tromba, suona, muoviti. Allarmi, turisti, presto ai cavalli! Presto, muoversi, alzatevi! Allarmi, alzatevi, ladroni! Ai cavalli, correte! Su, ci sono i turisti! Allarmi, muovetevi! Correte! Ai cavalli, correte! Ai cavalli! Forza, su, muovetevi! Facciamo vedere questi sporchi su di noi che siamo! Avanti, a collo! Forza, muovetevi! Ai cavalli, avanti! Prima prendiamo i nostri! Forza su, pelandroni! Via! Vieni! Su, andiamo! Vieni, cavalli! Vieni! Stanno arrivando. Li stanno conducendo verso Fort Apache, dove li aspetta il 4º Michigan nordista. Avanti! Facciamo vedere chi siamo a questi sporchi traditori! I nostri bravi! Avanti! Allarme, i sudditi alla carica! Io non lo posso! Fuoco a volontà! Cavalleggeri è completamente distrutto. Non se n'è salvato uno. Signori, purtroppo la situazione è gravissima. La guerra che ha diviso nord e sud è finita ormai da 8 anni, con la nostra vittoria. Ma sembra che debba ricominciare da un momento all'altro. Quali sono le ultime notizie? 2 nuovi attentati ai confini del Texas. Bene, cioè male, malissimo. Ho deciso di fare una mobilitazione generale. Sposteremo al sud 30, 40, 50 e, se sarà necessario, anche 100.000 uomini. I ribelli debbono capire che non si può pensare di opporsi al nostro governo, che è uno per tutta l'America, al nord come al sud. Bene. Dovremo stroncare la rivolta a tutti i costi. Fossero anche in 100.000, li ridurremo alla ragione.
E per far loro capire meglio le nostre intenzioni, ho deciso di marciare io stesso alla testa del nostro glorioso esercito. Sono distrutto. Qualche volta mi viene in mente che la guerra siamo noi due soli a combatterla. Ma non fai lavativo. Pensa al nostro glorioso esercito al quale tra poco ci ricongiungeremo. Certo, intanto quelle due preparano un altro esplosivo. Ma non si stancano mai! Dovremmo prendere esempio da loro. Ragazzi, questa sì che è una buona notizia. Sentite. Grant sarà a capo del concentramento di truppe. Da domani sarà nel distaccamento di Dryford. A poche miglia da qui, magnifico. E sapete cosa faremo? Cercheremo di farlo prigioniero. Sarà un ostaggio preziosissimo. L'idea mi sembra ottima, solo che ci vorrebbe qualcuno disposto a catturarlo. Non è vero? Già, a catturarlo. E dove lo trovi? Dove? Dove lo trovi? Uno che... Catturi. Soldato Ringo! Se ti dicessero di andare nel distaccamento nemico e di catturare il generale Grant, cosa risponderesti? Mamma! Grande Capobianco non mantenuto parola data. Portato esercito qui nel sud per distruggere il nostro popolo. Noi andare a accampamento e uccidere Grande Capobianco. Come fare per riconoscere? Lui avere barba. Non potere sbagliare. Per essere più sicuri, uccidere tutti quelli con barba. Il ginocchio. Ecco il campo nordista. In una di quelle tende là in mezzo c'è il generale Grant. Vigilate bene la tenda del presidente. Attenzione, il sergente che ci catturò a Yazoo City. Quello della fucilazione. Già, potrebbe riconoscerci. Mannaggia Custer. Oh, chissà quante altre occasioni avremo di catturare quel Grant. Meglio ripassare. Gli lasciamo un bel bigliettino, eh? Stai calmo. Ho già provveduto a tutto. Oh. Le barbe. Questa bionda starà meglio a voi. Perbacco, sergente, siete in gran forma, eh? Viene uno. Gagliardo. Cerchiamo nelle tende finché non troviamo il generale Grant. Comunque io sono sempre dell'idea di lasciargli un bigliettino. Sta zitto, Vigliacco, andiamo. Sergente, non esageriamo, questo non l'avete neppure guardato. Attenzione, gli indiani uccidono chi ha la barba. Salvate il presidente Grant. Presto, o sarà troppo tardi. La barba, gli indiani, ammazzano pure noi. Presto, Grant deve essere nostro, è qui nella tenda, andiamo. Lasciamogli il bigliettino. Gli indiani stanno attaccando. Presto, generale, siete nostro prigioniero. Come? Ma cosa dite? Si può sapere a quale marca di whisky avete dato fondo? Poche storie, presidente. Cosa? Non abbiamo tempo da perdere. Ecco, bravo. Fagli la barba. Allarme! Gli indiani! Prima squadra al riparo! Alla tenda del generale! Orilla! Addio! Ringo! Ringo! Addio! Ringo! Ringo! Addio! Ringo! Ringo! Addio! Addio! Ringo! Ringo! Addio! Ringo! Ringo! Addio! Ringo! Il carro! Ringo! Fermate quel carro! Benda.
È vivo. Dove sono? Che è successo? Siete al sicuro, generale, ma non libero. Ho l'onore di comunicarvi che siete prigioniero dei sudisti. Modestamente parlando. Con questo gesto, Presidente, noi del Sud abbiamo voluto dare una prova di forza e far capire al vostro governo che vogliamo ritornare alla completa autonomia di prima della guerra. No, un momento. Prima deve cessare la guerra di secessione, pertanto noi vi consegneremo al generale Lee che detterà le sue condizioni. Sicuro. Così potremo essere smobilitati e torneremo alle nostre case. Ad avercele. Mettiamoci quindi in marcia per raggiungere le gloriose truppe del generale Lee. Giovanotti, ma cosa state dicendo? Sembra quasi non sappiate che la guerra è finita da 8 anni con la completa vittoria del Nord. È un trucco troppo vecchio, Presidente! Senta la guerra! Senta, com'è la guerra? La guerra è finita da 8 anni. È finita! In marcia! Dobbiamo raggiungere lì! Sì. Ma l'ex generale Lee fa parte del mio governo. Gli ho affidato la cassa del mezzogiorno. La cassa? Del mezzogiorno. Ah, il generale Lee. È vero? Parola di presidente. Ma allora è vero. Ma come? E nordisti e sudisti. Non esistono più, ora esistono gli americani e basta. Americani? Non è vero. Anche se ha perso la guerra, il Sud è più vivo che mai. Ma allora la guerra è proprio finita e non ci avete detto niente. E non mi avete detto niente. 8 anni di sacrifici, avanti marci, dietro fronte, alza bandiera, ammaina bandiera, i cessi, la tromba, le camerate. Io vi cito per danni, vi mando in galera, voglio gli arretrati! Basta! Ora abbiamo nelle nostre mani il Presidente. E se sarà necessario riapriremo le ostilità e voi due sarete ancora con noi. Ma chi combatte? I migliori anni della mia vita bruciati così nel forte. Ero giovane, fresco, bello, avevo 20 anni, piacevo le donne. Adesso cerchiamo di salvarci la pelle con tutti i guai che abbiamo combinato. Questi ci fucilano. Io a voi faccio Ma fucilare, no, a voi! due ci fucilano, No, sì. pure a me? E qui è l'unica a lavorarci il Presidente. Davvero? Già. Presidente? Sì. Presidente. Caro Presidente. La mia barba. Dov'è la mia barba? L'ho rasato io, pennello e baionetta, rasatura perfetta. Però sta meglio così, non è vero? Sì, giovanile. Voglio una spiegazione. Vogliamo dare una bella spiegazione al signor Presidente? Da questa parte. Prego. È una storia un po' lunga, Presidente. Si sieda. Dunque, caro Presidente, devi sapere che noi eravamo di stanza a Fort Jackson. Siccome gli indiani uccidevano tutti quelli con la barba, allora noi ve l'abbiamo tagliata. Ma è una storia davvero fantastica. È la pura verità, signor Presidente. È rimasto contento, signor? Sì, grazie. Vi devo la vita. E mettendo un velo su ciò che avete fatto in precedenza, vi proporrò per una promozione. Sergente? Gringo! Soldato Ringo! Ringo. Questi nomi non mi sono nuovi. No, ma non può essere. Quelli erano 2 deficienti. Comunque, miei eroi, raggiungiamo il campo. Nessuno si muova. Virginia e Carolina Brown andranno sino in fondo. To comanche point, Presidenta Grant, ora qua Grant. Carolina e Virginia Brown, le figlie del colonnello? Già. Un grande soldato. Morì fra le mie braccia gridando viva l'America. Lo avrei preso molto volentieri con me. Ho qui una lettera per voi che mi consegnò in punto di morte. Sono felice di potervela dare. Vi ho fatto cercare per tutti questi anni. Vedi, papà, è la sua scrittura. E noi credevamo di essere ricercate per un processo. Mie adorate figliole, alla vigilia della mia ultima battaglia comprendo che abbiamo combattuto per una causa sbagliata. Dimenticate e abbandonate ogni rancore e onorate il mio nome e il mio sacrificio rendendovi degne degli Stati Uniti finalmente sotto un'unica Indiani! Il salto! Il cappello del Presidente! Mitak sakannata hoga nigemex palaya. Signor Presidente! Su, presto! Salite! Signor Presidente, presto! Mannaggia Caster! Che è successo? I cavalli si sono...
Attenzione! Che facciamo adesso? Andiamoci con la dinamite. Ah già, sì, con la dinamite. Su, la dinamite, presto! Presto, signor Presidente. Attenzione! Il Presidente sta scendendo. Sparano, state attenti! Ecco, permesso! Vi faccio vedere i sorcelli di questi rossi! Altra dinamite, su, presto! Stanno largo! Sergente Gringo agli ordini! Avete ancora bisogno di me? No! Tutta l'America è in ansia per il rapimento del presidente Grant. In tutti gli stati l'esercito è impegnato nella ricerca dei rapitori. Esistono fondati sospetti che si nascondano nel nostro territorio. Mi auguro ardentemente che il Quinto Cavalleggeri si guadagni l'onore di restituire al popolo americano il suo amato presidente. Conto su di voi, maggiore. Signor sì. Bene. Sarà un onore per me compiere questa missione. In ordine di marcia! A sinistra in colonna per 2! Avanti! Fermate quel carro! Fermate quel carro! Vuoi avere una testa incredibile? Dove siamo? Al capolinea. Avanti voi, poche storie! Arrestateli! Sono i ribelli del sud! Ma come vi permettete? Io sono il presidente Ulisse Grant. E io Cristoforo Colombo. Questi due sono ricercati per alto tradimento. E voi seguirete la stessa sorte come complice. Fucilate! Ma cosa state dicendo? Io sono il presidente degli Stati Uniti. Pure io! Anch'io, tutti i presidenti siamo. Tutti. È vero? Non diciamo idiozie. Al muro! Ma che muro è muro? Mi regge, signor Presidente. Ma cosa fai? La barba. Ah, sì, la barba. Ecco. E allora? Il presidente! Squadrone, attenti! Dite, colonnello, volete il comando del terzo o del quarto cavalleggeri? Ma mischiamoli insieme così avrò il comando del settimo, sapete, sono un po' superstizioso. E voi, capitano, cosa desiderate? Un caffè con lo schizzo, grazie.